streetnews.it, siamo qui all'evento La Liberazione dei Sogni con Arturo Sepe, direttamente da Squadra Antimafia, qui con noi, da Gomorra alla seconda serie, a raccontarci un po' la sua storia. Allora, hai realizzato i tuoi sogni? Beh, diciamo che i sogni sono sempre tanti, il cassetto ormai è stracolmo, infatti sono venuto qui oggi perché mi dicevano che si liberavano i sogni. Benissimo. E quindi ho Tu li detto, stai liberando. cercherò di liberarmi, aiuteranno a liberarmi, ecco, c'è l'Hollywood che dice che li libera, quindi ho detto perché non andarci, visto che ormai questo cassetto è stracolmo, liberiamoli. Quanti realizzati e quanti ancora da realizzare? Beh, di solito non si è mai arrivati, nel senso non bisogna mai considerarsi arrivati, perché altrimenti significa che non sei mai partito. E quindi di sogni ce ne sono tantissimi. Fortunatamente siamo a balzello tra teatro e cinema in questo periodo e qualche sogno si è realizzato. Bene. E per tutti i ragazzi che cercano di raggiungere i loro obiettivi, tu che cosa consiglieresti a questi giovani che comunque incontrano tanti ostacoli durante il percorso? Beh, sicuramente di andare sempre avanti nonostante tutte le difficoltà, proporsi insomma uno scopo unico, che è quello innanzitutto di divertirsi, di fare ciò che piace, che poi i risultati vengono da soli, quindi non c'è bisogno di pensare ad ottenere la cima della montagna se poi insomma puoi mano a mano goderti quello che stai facendo. Benissimo, grazie. Facciamo un saluto a tutti i lettori di Street News. Allora, un saluto a tutti i lettori di Street News e mi raccomando, credete sempre nei vostri sogni. Bene, grazie. Presto, ciao.